abbiamo cercato di puntare su dati oggettivi per riepilogare un po' la stagione e fare un confronto con la stagione precedente. Ecco allora che la prima cosa che ci diciamo è che questa analisi, che è la prima di altri 2 appuntamenti che avremo nelle stesse giornate in cui ci racconteremo gli altri tematismi della Sardegna, parte da un dato che tutti voi potete analizzare, perché è un dato disponibile online e che soprattutto rileva dei movimenti oggettivi, ovvero i dati messi a disposizione da Asse Aeroporti piuttosto che dall'autorità portuale della Sardegna riguardo i movimenti, cioè tutto ciò che transita in Sardegna, con un grande vantaggio: siamo su un'isola. Quindi il fatto di essere su un'isola ci aiuta ad avere esattamente tutti i movimenti, a sapere quante persone arrivano, quante persone vanno via, quindi i movimenti in generale, e farlo senza possibilità di errore. E questo lo possiamo fare ogni mese perché queste autorità nel loro settore pubblicano questi dati mensilmente, con aggiornamenti puntuali. Ecco allora, primo elemento che condividiamo insieme in questa giornata: abituiamoci a guardare dei dati oggettivi e facciamolo con una vena critica, e vedremo anche come fare, vedremo degli esempi che abbiamo lavorato per voi, per partire da questi dati e poi aiutarci anche nella definizione delle nostre strategie, ma non solo a lungo termine, ma anche delle azioni immediate che potete fare per gestire meglio la stagione. Quindi vedete, aeroporti, assi aeroporti, autorità portuali, in particolare sul 2019, quindi vedete dati della stagione che si è appena conclusa, andremo ad analizzare i dati dal 1 gennaio al 31 di agosto. E già questi dati ci regalano subito una fotografia interessante. La Sardegna nel 2019 ha un movimento riguardo i passeggeri trasportati, trasporto aereo, positivo, cioè siamo in crescita. Vuol dire che gli scali di Cagliari, di Alghero e di Olbia ci regalano in totale un più 4,7% di passeggeri rispetto all'anno precedente. E già qua ci stiamo regalando una notizia positiva. Essere in crescita vuol dire che nei territori si è sviluppata un'offerta, ci sono state delle motivazioni di viaggio che hanno spinto le persone a muoversi, ad arrivare in Sardegna e a farlo con un più 4,7% rispetto all'anno precedente. Abbiamo superato come sistema i 6,4 milioni di passeggeri. 6,4 milioni di passeggeri sono un numero interessante, ma anche qua vedremo da una comparazione rapida che poi approfondiremo nei prossimi appuntamenti. 6,4 milioni di passeggeri sembrano tanti, lo vediamo sul nostro sistema. Se lo paragoniamo con altri, in realtà questi 6,4 sono un numero molto piccolo. Questo ci fa vedere che rispetto alle dinamiche mondiali che riguardano il turismo e non solo, perché il turismo è una componente delle motivazioni che spingono le persone a muoversi, evidentemente ci sono tante cose da fare e ognuno di noi può contribuire in questo senso. Chi ha guidato la crescita per quest'anno, in particolare per quest'anno, sono stati gli stranieri, cioè i movimenti internazionali. Però vedremo che questo non ha riguardato indistintamente tutti gli scali, anzi abbiamo una dinamica totalmente diversa tra Olbia, Alghero e Cagliari. E in particolare l'aeroporto di Olbia ci ha regalato anche quest'anno un primato, che è un primato legato al movimento dei passeggeri internazionali. Però vedremo che insieme a questo primato ci ha regalato anche la più grande criticità del sistema, cioè la perdita di passeggeri nazionali, cosa che invece non riguarda lo scalo di Alghero e di Cagliari, che invece sono riusciti a performare sul nazionale e a mantenere un buon livello e un buon andamento sull'internazionale. Però i numeri sono totalmente diversi. Ancora una volta, riflessioni insieme. Valutare gli scali, ognuno per territorio, è interessante, ma ci dobbiamo sforzare di fare una valutazione complessiva. Questo è l'altro limite che delle volte riscontriamo nelle analisi sul sistema turistico. Ogni tanto l'operatore, e ci capita perché interagiamo costantemente con un gran numero di operatori, a seconda del suo posizionamento sul mercato regionale, nord, centro, sud, fa riferimento ad un aeroporto e non considera invece che a seconda del tipo di turista, del tipo di collegamento, e vedremo anche con un'esemplificazione che abbiamo elaborato negli scorsi giorni, a seconda della convenienza del viaggio, deciderà di atterrare nello scalo di Alghero per muoversi su Olbia, piuttosto che di Cagliari, ancora una volta per muoversi su Olbia. E anche questo non lo dico a caso, perché i dati ci regalano una fotografia dove alcuni turisti, una parte importante di turisti quest'anno che è atterrata ad Alghero,
si è spostata poi per vivere la propria vacanza nel territorio Gallura, chiamiamo questo macroaggregato Gallura perché lì si concentrano gran parte non delle attrazioni ma dei prodotti e di offerta turistica per quanto riguarda la regione Sardegna. E allora anche questo ci deve far riflettere, ci fa riflettere per dinamiche di prezzo ma anche per servizi accessori che ognuno di noi può abbinare al proprio pacchetto di vacanza. E allora già qua potete vedere come passeggeri internazionali, i nazionali bene o male hanno questo andamento che vedete con la nostra linea blu, spero che si veda bene anche dalla platea, però vedete bene o male ci manteniamo costanti, il totale cresce, l'internazionale, guardate, arriviamo a un più 12,4%, l'internazionale continua a supportare bene il nostro sistema di offerta. Però poi andiamo ad analizzare meglio questi dati. Vi ho anticipato che Olbia quest'anno ha sofferto in particolare sul nazionale e lo vediamo qua. Questo grafico ci fa vedere bene una fotografia di quello che è successo nel mese, in particolare a maggio-giugno. Voi direte maggio-giugno sono mesi dove ancora non si esprime completamente l'offerta turistica, ma in realtà se andiamo a paragonarli con gli anni precedenti ci rendiamo conto subito che questo non è vero. Maggio-giugno negli anni precedenti ci avevano regalato già dei numeri molto interessanti, quest'anno però abbiamo avuto una caduta importante su Olbia, che non riguarda soltanto Olbia nella percezione generale del sistema, ma anzi ha influito su tutti gli arrivi nazionali a valere sul prodotto Sardegna. Allora però chiediamoci perché. E quindi ancora una volta abituiamoci a leggere i dati, gli organi di stampa fanno un grande servizio da questo punto di vista, ci regalano costantemente dei dati, però noi dobbiamo essere bravi a leggerli puntualmente, a capire che cosa è successo. Nel mese di maggio-giugno, chi di voi ha seguito con attenzione la cronaca regionale, ricordiamo che c'è stato un grande problema sul trasporto aereo, in particolare la fine della continuità territoriale per una parte dei territori, cosa che invece non è successa, in particolare per Cagliari e Alghero, che hanno mantenuto il regime precedente rispetto ad Olbia. E questo però non necessariamente ci deve pensare che la causa del calo sia stata quella, o meglio, ci deve portare ad analizzare meglio il dato. E quindi noi abbiamo provato a farlo cercando di andare oltre questo numero, perché questo numero sì è evidente, soprattutto se parametrato rispetto ad Alghero e a Cagliari, vedete? Olbia va sicuramente in campo negativo. Un meno 16,7% rispetto all'anno precedente è un dato nettamente negativo, cosa che non è interessato, guardate un po' Alghero e Cagliari, vedete che il nostro andamento rimane in campo positivo, non con numeri elevatissimi, ma in campo positivo. Allora, la domanda che ci siamo posti sui dati, ha veramente influito la mancanza della continuità o hanno influito dei fattori collegati alla mancanza di continuità? E abbiamo analizzato tutte le informazioni che sono state condivise sulla stampa piuttosto che da parte degli organi nazionali riguardo questo problema e ci siamo resi conto subito che non c'è stata una linearità, ma ci sono state una serie di informazioni che si sono succedute e che non hanno mai consentito di avere una prospettiva immediata, cioè nessuno mai in quel periodo particolarmente intenso ci ha detto abbiamo un problema sulla continuità, sicuramente adotteremo questa azione che ci consentirà di fare determinate attività o di non farle. In verità siamo andati in un sistema dove giornalmente avevamo informazioni discordanti ed è questo il vero problema. Il problema che si è manifestato sul mercato e che ha determinato una parte di questa contrazione è legata a quella che abbiamo definito una asimmetria informativa, non una disinformazione, perché le informazioni c'erano, erano tantissime, è un'asimmetria informativa, c'era una percezione differente a seconda del soggetto che leggeva la notizia. E allora ci siamo immedesimati. Qual era il soggetto che leggeva la notizia? Gli addetti ai lavori. Il collega di Cagliari è un trasportista, è un collega che si occupa prevalentemente di trasporto e in particolare di trasporto aereo. Lui monitorava dal suo punto di vista privilegiato una serie di dati tecnici che pervenivano a lui ancora prima rispetto alla condivisione sul mercato e si rendeva conto che questi dati facevano vedere una situazione a tratti compulsiva dove a fare le spese, qua siamo subentrati noi che ci occupiamo di analisi territoriali, di sviluppo territoriale, è stato il turista che è rimasto disorientato, non capiva bene che cosa comprare, perché doveva comprare ad un prezzo che palesemente andava a crescere, con un effetto contaminazione che vedremo subito, che ha riguardato anche altri vettori. Banalmente che cosa è successo? È successo che
con l'eliminazione del cap, perché la continuità territoriale regalava un cap anche per i non residenti, cioè un prezzo oltre il quale non si doveva andare, il mercato si è comportato liberamente secondo la logica domanda-offerta, previsione. Inseriamo un nuovo elemento. Qua in sala abbiamo molti albergatori, ognuno di voi sa gestire in modo ottimale il revenue, tutti sanno che a seconda del periodo il revenue non va sulla domanda-offerta reale, ma va sulla domanda-offerta ipotetica che è legata agli elementi di contesto. Quante persone ipotizziamo verranno, il periodo clou delle vacanze, alcuni eventi che ci saranno in quel periodo rispetto ad altri. Per il trasporto aereo ci si è comportati esattamente nello stesso modo. Quindi è successo che rispetto ad un prezzo stabilito per l'anno precedente, Olbia ha vissuto un aumento tendenziale dei prezzi anche sugli altri vettori. Ed è successo questo per tutta la stagione, non soltanto per il mese di maggio-giugno. Questo ci ha accompagnato per tutta la stagione sui voli nazionali. I voli nazionali su Olbia sono stati indirizzati fortemente sulla base della dinamica di prezzo che ha determinato queste oscillazioni negative. Logicamente, per darvi un'informazione di questo tipo, non ci siamo limitati al sentiment del momento, che cosa dicono gli operatori, che cosa percepiscono gli operatori, corretto, li ascoltiamo con grande attenzione, abbiamo fatto delle simulazioni e abbiamo cercato di farle anche più avanti nel tempo, perché a un certo punto si è detto, sì è vero, Olbia perde molti nazionali, ma in realtà questo ha riguardato maggio-giugno perché poi la situazione si è assestata. In realtà noi abbiamo provato a fare una simulazione giovedì 29 agosto per una partenza che doveva riguardare una data prossima e abbiamo cercato di capire qual era il prezzo medio che si pagava non sui due vettori di riferimento, Alitalia che non copriva quella tratta o Air Italy che invece era il player principale di quella tratta fino all'anno precedente, ma l'abbiamo fatto su un vettore che interveniva anche su quella tratta. Vedendo questi dati per ognuno di voi è semplice capire qual è il vettore, però noi abbiamo cercato di avere una visione oggettiva il più possibile. Bene, questo vettore praticava un prezzo per una partenza sull'Olbia Malpensa per il 30 agosto con una prenotazione sotto data che andava a toccare cifre che fino all'anno precedente non avevamo mai visto, mai. Non era mai successo, non era mai capitato di avere degli importi importanti e quando qualcuno ci ha detto sì, ma la logica di mercato, sotto data voi andate a comprare un biglietto che va vicino all'esaurimento dei posti disponibili, per cui è normale che salga il prezzo. In realtà verificato, perché abbiamo fatto una serie di verifiche incrociate, anche provando ad avere una serie multipla di biglietti, quindi disponibilità residua da parte del vettore, questo non era esattamente vero, cioè il vettore aveva molti posti disponibili, ma il prezzo di partenza era un prezzo elevatissimo. Perché succedeva questo? Succedeva perché, saltato quel cap della continuità territoriale, il prezzo praticato dai vettori medi era un prezzo che andava ben al di sopra della media dei prezzi di quelle tratte o di tratte similari, perché il vettore, come succede in campo alberghiero, immaginava che ci potesse essere una richiesta molto alta a prescindere dal prezzo, perché su quelle date ci si muove magari anche sotto data perché posso fare le vacanze solo in quel periodo o ancora perché in quel periodo ho la possibilità di vivere meglio una destinazione che ad agosto magari si esprime al 100% rispetto alle date di settembre. Bene, abbiamo visto che questo prezzo negli anni precedenti non solo non era mai stato toccato, ma non ci si avvicinava neanche. E per confortare questa nostra tesi rispetto al nostro osservatorio abbiamo visto cosa succedeva negli altri aeroporti, perché negli altri aeroporti dove invece c'era il contenimento legato alla continuità territoriale e i vincoli di continuità territoriale anche per i non residenti, andiamo a vedere dei prezzi su tratti uguali o simili, come potete vedere anche voi, i prezzi sono ben lontani da quelli praticati per Olbia. E attenti, noi siamo abituati, lo sentiamo in tante analisi fatte sul mercato, sì, ma chi atterra ad Alghero non verrà ad Olbia, è distante. Le distanze sono talmente minime che in realtà la mobilità è totale. Ci si sposta sulla base della convenienza del biglietto. Certo, se un turista era abituato ad atterrare su Olbia perché storicamente non si metteva il problema, aveva una serie di agevolazioni, atterrava nello scalo olbiese per fare 30 km e raggiungere la sua destinazione di vacanza, quest'anno un po' disorientato si è sforzato. L'abbiamo visto anche analizzando l'andamento dei motori di ricerca per la ricerca del biglietto su diversi vettori. Bene, ci si è organizzati, come facciamo, come ognuno di noi fa durante la sua vacanza, ha cercato il miglior prezzo e lo ha fatto ampliando la catchment area, cioè l'area di riferimento. Non era più voglio trovare il miglior biglietto sullo scalo di Olbia Costa Smeralda, no.
Sardegna, tutti gli scali. Siamo andati a fare ricerche sulle OTA con Sardegna, tutti gli scali. Ed è lì, però lo vedremo in modo approfondito la prossima volta, che abbiamo analizzato lo spostamento medio di un turista. Lo abbiamo fatto utilizzando le celle dei telefonini, quindi con i dati disponibili sulla base delle celle, e ci siamo accorti che in una percentuale interessante, quello che dicevamo prima, arrivo ad Alghero, mi costa meno, poi mi sposto sul territorio. Da Cagliari un po' meno, ma ad Alghero questo fenomeno è stato molto molto accentuato. Ecco allora che la riflessione da fare sui dati non è più soltanto, ma guarda, c'è un problema a Air Italy e l'Italia, non si mettono d'accordo, il mercato ha visto queste fluttuazioni informative, no, è esattamente qual è stato l'effetto di questa asimmetria informativa sul mercato, ma da parte dell'operatore, che non può incidere su quella simmetria informativa, il vero vantaggio, ed è lì che deve scattare il meccanismo di prospettiva nell'analisi dei dati, non è quello di prendere atto del problema, ma è quello di capire come fare a gestire quel problema a proprio vantaggio. Uno degli esempi è stato, anche qua visto analizzando le dinamiche di alcuni operatori, tanti quando hanno visto questo meccanismo studiato anche da loro, perché tanti sono andati a vedere i dati e a capire qual era l'andamento dei prezzi, hanno proposto dei pacchetti sulla Gallura abbinando il transfer. Cioè hanno iniziato a fare una serie di offerte in cui non dicevano più venite nel mio hotel di Palau piuttosto che di Santa Teresa o venite ad Olbia in Costa Smeralda, ma noi vi regaliamo il transfer da Alghero o noi vi offriamo il transfer da Alghero ad un prezzo molto basso, e qualcuno si è spinto oltre e ha fatto vedere che il problema era gestibile, perché il prezzo del transfer era decisamente più basso rispetto al maggior costo che si andava a sostenere per atterrare su Olbia piuttosto che ad Alghero. Questo ha influito sulle dinamiche di prodotto? Sì, ha influito. Quanti sono stati gli operatori rispetto alle analisi che abbiamo fatto noi che si sono comportati in modo proattivo, cioè non hanno subito il dato, ma l'hanno utilizzato per costruire la loro offerta? I dati che abbiamo visto ci dicono non abbastanza, pochi, sono stati pochissimi. Gli operatori che hanno agito da imprenditori, perché l'imprenditore non è colui che ha un pacchetto di prodotto da gestire, ma è colui che sfida il mercato e costantemente cerca di gestire anche le criticità, sono stati pochi. Non è un demerito per nessuno, poi ci sono varie giustificazioni, cioè la necessità di avere dei rapporti stabili con i tour operator, di avere dei rapporti stabili col sistema di offerta, però in un mondo, in un meccanismo dove il last minute sta diventando sempre una parte importante del mercato, sapere analizzare questi dati, quindi trovarli disponibili per tutti. 2, leggerli. 3, analizzarli e farlo con l'occhio di chi vuole gestire la propria dinamica di prodotto diventa un'ulteriore sfida per competere sul mercato e diventa anche uno stimolo. È uno stimolo che ci consente di intercettare nuovi turisti che davanti alla confusione trovano un punto di riferimento. Trovano un punto di riferimento che gli dice non vi preoccupate, se siete preoccupati per la dinamica Air Italy all'Italia, sappiate che noi vi possiamo suggerire una soluzione che non cambierà il vostro piano di viaggio. Ricordiamoci che il turista, soprattutto il turista che è orientato in un determinato periodo dell'anno a vivere la sua vacanza, la vive da quando parte a quando arriva. Nel quando parte c'è anche l'organizzazione. Mentalmente il relax inizia quando qualcuno ti consente di vivere al meglio, quindi di non avere problemi. Sapere di dover gestire un problema limita la tua capacità di vivere quella vacanza. Allora in tutto questo lo sforzo che hanno fatto alcuni operatori, e ci auguriamo sempre di più perché non sappiamo come andrà il mercato, ci sono delle leve che ognuno di noi singolarmente non può controllare, può fare pressione, ci sono i gruppi di interesse che fanno pressione per risolvere dei problemi importanti, ma nell'immediato, e mai come quest'anno l'abbiamo vissuto, noi non sappiamo quanto durerà il problema e non sappiamo neanche se quel problema verrà risolto in un momento in cui noi potremo modificare la nostra offerta di prodotto. Ciò significa che più siamo orientati alla flessibilità della nostra offerta, ovvero la comprensione di quei dati, più riusciremo ad essere efficaci ad attrarre i turisti. E tutto questo, questi dati, avrete poi le slide per riapprofondirli voi, però vi assicuro che hanno stupito inizialmente anche noi, perché sentivamo quella pressione di chi diceva state attenti, il prezzo del biglietto è troppo alto, è crescente per alcune tratte. Un conto è sentirlo, un conto è vederlo. E in tutto questo siamo andati a vedere qual era la composizione dei turisti, quanto aveva risentito Olbia rispetto a Alghero, rispetto a Cagliari. Guardate qua, noi abbiamo Olbia che ha meno movimenti nazionali rispetto agli internazionali, comunque interessante,
buon network, grande capacità di voli, però se avessimo avuto anche quella componente nazionale, ecco, un dato che non abbiamo approfondito completamente, questo è oggetto di un'indagine che ci auguriamo di concludere per il prossimo appuntamento: quanti scoraggiati dal prezzo del biglietto hanno cambiato totalmente la destinazione? Quanti sono stati? Non ci arriveremo con un dato oggettivo, non è il dato di essere aeroporti che ci aiuta, però stiamo provando nelle intenzioni di consumo a capire quanto il turista medio, in particolare in un segmento medio, è sensibile alla dinamica di prezzo e qual è il punto di rottura oltre il quale quella dinamica di prezzo ci porta a cambiare destinazione. Questo dovrebbe essere successo, però come sempre aspettiamo di avere un dato almeno tendenziale. Interessante vedere Alghero, guardate, molto movimento nazionale limitato, movimento internazionale interessante ma non significativo nella dinamica complessiva. Cagliari, un buon movimento internazionale ma un movimento nazionale che sempre a livello oggettivo è interessato anche da movimenti locali, cioè una clientela business piuttosto che di residenti che come catchment area è superiore e di tanto rispetto a ciò che può fare Olbia piuttosto che Alghero. Come vedete, qua abbiamo analizzato Olbia nei primi 8 mesi e abbiamo il nostro andamento del turismo internazionale che supera quello nazionale, quindi anche questa tendenza ce lo dimostra con dei dati riferiti al solo aeroporto e quindi non più in comparazione. Andando oltre, guardate un po', e questa è una bella differenza, Olbia, guardate, c'è questa intersezione nazionali-internazionali, guardate cosa succede a Alghero, c'è una grande distanza, anche questo da leggere in chiave positiva. Se è vero che gli aeroporti sono molto vicini, se è vero che c'è la possibilità di offrire dei voli, di portare più persone, considerando che in quei 6,4 milioni c'è un piccolo segmento rispetto all'andamento internazionale dei turisti, allora è altrettanto vero che Alghero ha una buona capacità e che Olbia invece da questo punto di vista allo stato attuale ha delle limitazioni legate ai movimenti. Ad agosto ci sono stati tanti movimenti che hanno saturato l'aeroporto, cosa che invece Alghero ancora non ha. Quindi questo è di nuovo un assist per gli operatori. Ragionate sempre, anche nei periodi di picco, non soltanto su un aeroporto, che per quanto sia l'aeroporto di riferimento, ma sull'intero sistema. E questo significa avere degli accorgimenti anche nell'ottica dell'offerta dei pacchetti. Guardate cosa succede a Cagliari, anche qua numeri interessanti, nazionale molto alto, però abbiamo sicuramente delle differenze marcate rispetto all'andamento che invece registriamo su Olbia. Lucio, dimmi tu il tempo perché ancora 2 minuti, cercherò di portare a sintesi il ragionamento perché con questi dati noi potremo passare la mattina, ma come capirete non sarà possibile. Autorità portuale, qualcuno ci ha detto, bene, le persone che non sono venute in aereo su Olbia in realtà hanno recuperato con il porto. È vero, il porto cresce, ci sono stati dei movimenti, anche qua è interessante perché i turisti arrivano tutti in aereo, non è vero. I turisti non arrivano tutti in aereo, a seconda della provenienza, del tipo di prodotto consumano, si muovono anche in nave e i movimenti sono importanti. Sapere che gli scali di Olbia e Golfo Aranci hanno un andamento positivo, cioè che anche quest'anno sono cresciuti, e sapere che più persone rispetto a quelle che abbiamo perso sui nazionali ad Olbia sono arrivate in Sardegna, è un dato positivo. E abbiamo avuto anche una crescita interessante, guardate, periodo gennaio-luglio abbiamo un più 4,2%, sono 71.046 passeggeri, non sono pochi. È importante rilevare che c'è una crescita. Non avremo il tempo oggi, guardate qua l'andamento generale, vedete? L'andamento delle strutture ricettive, perché poi abbiamo incrociato i dati degli arrivi, quelli oggettivi, anche con i dati del SIRED. Voi avete visto nel titolo dell'intervento si parla anche di SIRED. Non l'approfondiremo, sono convinto che ognuno di voi conosce il SIRED. A mio beneficio, che delle volte lo dimentico, il SIRED è lo strumento della Regione Sardegna che ci consente di analizzare i dati presenze, arrivi rispetto alle strutture ricettive. Tutte le strutture ricettive possono conferire dati a Regione Sardegna, non tutte lo fanno, però abbiamo una buona dinamica, cioè un buon numero di strutture che ad oggi conferiscono i dati e quindi abbiamo un dato tendenziale. Questo dato tendenziale al 2018, perché sono stati pubblicati ufficialmente e regolarizzati i dati del 2018, ci regala un più 4,6%. Sul 2019 c'è una tendenza, che in alcuni casi è positiva, però aspettiamo novembre, quando avremo i dati pubblicati, per commentarli insieme. Però già vedere che il sistema, gli aeroporti crescono, i porti hanno un dato positivo,
Nel 2018 abbiamo un andamento positivo rispetto alle presenze nel ricettivo classificato ufficiale, significa che il sistema tutto sommato si sta muovendo in una direzione positiva. Continuerà ad andare in una direzione positiva? L'abbiamo visto con i dati precedenti. Dipenderà anche da quanto noi saremo in grado di leggere i dati costantemente e di trasformarli in supporto previsionale per formulare politiche di prodotto e politiche di prezzo che vadano incontro anche alle criticità del mercato. Vi faccio vedere due dati interessanti, questi riguardano sempre le strutture ricettive e riguardano i mercati prevalenti. Quali sono i mercati prevalenti al 2018 in ambito internazionale rispetto alla Sardegna? Vediamo che la Germania continua a essere il primo e continua a crescere costantemente. Continua a crescere il primo, rispetto al mercato tedesco, vedremo con una slide successiva, non sono tutti i turisti che viaggiano in aereo, ma abbiamo una parte che invece viene coperta dal viaggio in nave. Questo lo vediamo anche dal bilanciamento che esiste tra l'arrivo di questo segmento di turisti e il posizionamento nelle strutture. Vediamo che a fronte degli arrivi abbiamo un posizionamento all'interno delle strutture che non è completo, cioè vuol dire che ci sono una serie di elementi che ci portano a dire che il turista arriva, il contrario, rispetto agli aeroporti noi abbiamo arrivi inferiori rispetto alle presenze, vuol dire che gran parte si muovono, una parte si muovono anche con il trasporto marittimo. Due curiosità, guardate sul mercato internazionale prendendo spunto dai dati 2018 del SIRED, che cosa succede sui mercati internazionali, i cosiddetti second best, cioè andando oltre la Germania, andando oltre la Francia, andando oltre UK, ma puntando su quei mercati cosiddetti emergenti, cioè quei mercati che ci potranno regalare soddisfazioni in termini di flussi da qua ai prossimi anni. Vediamo delle tendenze, forte crescita del mercato polacco, interessante o non interessante, ci sono operatori che stanno registrando movimenti importanti non soltanto sul segmento medio, ma su un segmento che cresce anche in capacità di spesa. La crescita del mercato a Repubblica Ceca, molto è collegato anche al trasporto aereo e ai nuovi vettori che si stanno interfacciando con i 3 aeroporti, per continuare poi con la Russia che ha un andamento non costante, ha avuto una forte flessione, ma davanti a questa forte flessione abbiamo dei segnali di ripresa, anche questo ci deve aiutare a intravedere quello che succederà nei prossimi anni. Ogni qualvolta diciamo intravedere significa l'imprenditore si trova davanti a una scommessa, seguo la tendenza e cerco di essere più efficace sui mercati emergenti, oppure mi prendo il sicuro e vado su quelli che risultano i classici per la nostra destinazione. Ogni scelta ha la sua percentuale di rischio, però analizzando i dati vediamo che molti operatori si spingono verso questi mercati emergenti. Vi regalo un dato che riguarda il turismo culturale. Volutamente non abbiamo focalizzato sul turismo culturale quei dati, uno perché i dati relativi alla Regione Sardegna ancora per il 2018-19 non sono definiti, ci sono una serie di indagini empiriche però con dei panel molto piccoli e allora abbiamo preferito andare su indagini nazionali che ci hanno regalato una tendenza. In particolare questi sono dati di un'indagine nazionale pubblicata dalla Banca d'Italia nel luglio 2019, quindi attualissimi, attuali per pubblicazione, ma che in realtà fanno riferimento a movimenti fino al 2017. Una cosa interessante da vedere è che la vacanza culturale ha tutti indicatori positivi e in particolare, guardate, vacanza culturale, che vuol dire davanti alla domanda chi di voi è interessato a fare una vacanza in Italia, quale sarà il driver della scelta, cioè qual è l'attrattore principale. Avevamo diverse opzioni, dalla vacanza al mare, il classico per l'Italia, fino alla vacanza in montagna, per arrivare poi alla vacanza culturale. Bene, sulla vacanza culturale nei segmenti, guardate, già nei segmenti 15-24 anni abbiamo una propensione alla vacanza culturale che inizia a crescere, cioè già i ragazzi iniziano a scegliere la destinazione anche sulla base dell'evento culturale. Anche questo è un dato di tendenza che però ci fa vedere quello che può succedere nell'immediato futuro. La Sardegna in questa dinamica ha un ruolo importante rispetto al patrimonio culturale che può offrire. È evidente che altre regioni d'Italia e anche destinazioni in città sono molto più avanti e molto più efficaci. Basti pensare ai classici, passando da Roma per arrivare a Firenze, ma in realtà noi riusciamo a posizionarci col nostro patrimonio. Anche in questo caso molto dipenderà dal tipo di comunicazione che faremo, ma non soltanto di comunicazione istituzionale, ma anche di comunicazione commerciale, iniziando a offrire dei pacchetti e delle alternative di viaggio che prescindano dal mare, ma che magari vadano nella direzione di valorizzare il patrimonio culturale. Siamo stati ad un convegno con il dottor Murro questo fine settimana, in cui uno dei cluster era dedicato al nuraghe, inteso come attrattore.
Bene, c'erano tanti colleghi che venivano da altre parti del mondo, tanti a livello nazionale, alla domanda conoscete il nuraghe come attrattore, risposta sì, sì, in effetti lo conosco, so che cosa è, sai quanti ce ne sono in Sardegna, ma ce ne saranno 10 o 20, nella risposta ce ne possono essere oltre 7.000 considerando dal piccolo al più grande, a quello più conosciuto a quello meno conosciuto, la risposta era impossibile, dove li mettete? Allora anche questo ti fa ben riflettere sulla nostra possibilità di scommettere su un prodotto differente partendo dalla mancata conoscenza. Una delle domande di questa analisi riguardava proprio: conosci il patrimonio culturale dell'Italia? Se sì, può essere la motivazione prevalente del tuo futuro viaggio. Ma la domanda diceva anche: se no, l'attrattore in sé ti può interessare, ed è lì che è emerso molto su alcuni cluster riferiti agli under 24 piuttosto che agli under 34. La risposta è stata: sì, mi interessa, il mio obiettivo è spostarmi non solo d'estate, ma spostarmi durante tutto l'anno, e durante l'anno ho piacere di scoprire le destinazioni anche per l'elemento culturale. Ecco allora la grande scommessa, e sta a noi decidere. Il fatto che tanti non conoscano la presenza di 7.000 o oltre 7.000 nuraghi non è colpa di chi non li conosce, è probabilmente un demerito di chi dovrebbe supportare la comunicazione, ma continua a dire: attenti, non solo la comunicazione istituzionale, quella è una parte. La domanda che ho fatto io ad alcuni operatori che dicevano sì, è vero, potremmo far di più, io ho fatto solo una domanda durante i panel e ho chiesto: avete approfondito la comunicazione istituzionale che riguarda questo tipo di attrattore? Risposta del 90%: no, non lo abbiamo fatto. Eppure Regione, ma non soltanto, anche altri enti hanno investito in modo importante sulla valorizzazione dell'attrattore, e oggi sempre più siti, non tanti rispetto a quei 7.000, sono fruibili. Non significa fruibili, sono disponibili perché aperti per la visita. Fruibili vuol dire che online ci sono una serie di iniziative che promuovono la presenza oltre che il racconto di questo attrattore turistico. Quindi qua anche questo dato ci aiuta per dire: se questa è una tendenza, chiediamoci noi in autonomia, come è successo per il trasporto aereo. Noi potremmo sempre raccontarci che il problema Alitalia e Italy ha danneggiato la nostra offerta, oppure potremmo dire che davanti a quel problema noi facciamo il nostro, cioè cerchiamo un pacchetto che neutralizzi la criticità per consentire al nostro prodotto di essere performante in quanto prodotto, non in quanto prodotto del sistema collegato al mondo dei trasporti. E anche nel caso dell'offerta nuraghi in Sardegna c'è tanto da dire. Ci sono delle start-up che abbiamo conosciuto il cui obiettivo è quello di valorizzare non soltanto il nuraghe inteso come attrattore, ma la sua storia. Anche qua vicino abbiamo scoperto, l'ho scoperto io con mia grande sorpresa, esiste una start-up il cui obiettivo è quello di far vivere il nuraghe in una location con una prospettiva su tutti e 7.000. Lo conosciamo o non lo conosciamo? Se lo conosciamo bene lo possiamo suggerire, ma se non lo conosciamo probabilmente ci manca un pezzo per essere più competitivi sulla nostra offerta e non soltanto a valere sulla bassa stagione. Vi lascio con queste piccole riflessioni. Nei prossimi appuntamenti partiremo esattamente da queste, i dati. Tante volte sento dire, ma capita anche con i nostri studenti, quando facciamo i lavori in classe, facciamo un'analisi. Bene, da dove iniziamo? Dai dati che avete disponibili? Sì, ma vado in biblioteca. Quante volte andate su internet e utilizzate Google piuttosto che un altro motore di ricerca per fare le vostre indagini? Risposta dei ragazzi: anche adesso, ogni 30 secondi. Che cosa cercate? Quello che ci interessa. Inserite tra i vostri interessi anche il turismo o le particolarità sul mondo turistico e aggiungete il driver dati turistici osando dati turistici 2019 Sardegna, si aprirà un mondo. Dati turistici Sardegna, si aprirà un mondo ancora più vasto all'interno del quale voi dovete iniziare a scegliere. Che cosa scelgo? Tanto scelgo i dati che in qualche modo mi rassicurano, provengono da istituzioni o da soggetti privati che professionalmente analizzano i dati, magari partendo da fonti primarie. Seconda cosa che faccio, provo a implementare quei dati sulle mie strategie aziendali. Abbiamo fatto due esempi, e sono due esempi relativi al quotidiano che avete vissuto fino al 31 di agosto, perché quella simulazione del vettore X era fatta al 31 di agosto. Quanti di voi implementano questi dati nella definizione delle strategie, non soltanto in lungo periodo, ma anche strategie collegate ad azioni immediate? Dal nostro osservatorio, pochi. Se rimango sugli studenti, rimangono sorpresi dell'idea che ci siano dei dati gratuiti che riguardano puntualmente il sistema turistico, anche quello di ieri,
Il SIRED, lo approfondiremo, ha una dashboard, quella dashboard ci consente di analizzare i dati mese per mese, certo sulla base di chi ha caricato e ha conferito il dato, però quelli disponibili voi li potete analizzare per segmentare completamente una tendenza e la potete fare come meglio credete per capire quali stranieri, da dove arrivano, uomini, donne, e sulla base di quei dati voi potete costruire un'offerta che può essere più efficace di quella degli altri perché è contestualizzata. E allora su questi dati noi lì possiamo costruire una visione che ci accompagna sulla stagione in corso, ma che in realtà ci aiuta a scommettere per gli anni successivi. Vogliamo scommettere su turismo e archeologia? Partiamo da quel dato della Banca d'Italia, 2019 su dati 2017, però l'interesse c'è. Come avete visto era una tendenza, quindi un'ipotesi di vacanza con numeri a 2 cifre crescenti rispetto a tutti gli altri cluster. Già questo merita la scommessa. È evidente che capire che cosa ci succede intorno in modo oggettivo, leggiamo il giornale e cerchiamo di prendere spunto dal giornale, questa è l'altra indicazione che cerchiamo di dare. È bellissimo leggere i quotidiani, fanno un grandissimo servizio, però partite da quello per approfondire. Ho letto che c'è un problema a Air Italy con Alitalia, che c'è incertezza, vediamo se ci sono già effetti sul mercato, vado io a controllare. O leggo che c'è una startup che si occupa di valorizzare il nuraghe in quanto trattore, vediamo se io sul mio prodotto posso scommettere per provare a crescere col mio prodotto. Ecco allora che solo in questo modo possiamo cogliere le opportunità, partendo da quei dati, e costruire quello che dovrebbe essere il nostro vantaggio competitivo. Alla prossima